Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Eccoci ritornati nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Le nostre stelle di Radio.0 sono pronte ad accompagnarvi con tutte le ultime novità in questa giornata di metà settimana, ultimo mercoledì dell'anno. E allora iniziamo subito con i nostri segni, partiamo dall'Ariete. Non dimenticate di restituire un libro o un altro oggetto in questi ultimi giorni dell'anno, qualcosa che vi era stato dato in prestito. Fare finta di non ricordare infatti non vi farebbe grande onore. Con un pizzico di altruismo in più poi potrete sentirvi appagati e soddisfatti anche nelle piccole cose. Toro, non agite sulla scia dell'impulsività, invogliati magari oggi dall'opposizione della Luna a Urano, o potreste anche cacciarvi in qualche guaio. Smussate piuttosto e concentratevi sugli spigoli della vostra personalità, soprattutto se volete che le cose vadano meglio anche in coppia. Gemelli, dopo giornate al top, in questi ultimi giorni potreste accusare oggi un lieve calo di energia e venire influenzati facilmente da alcune idee, anche se non sono coerenti con le vostre. Mantenetevi invece ben saldi nella vostra posizione, ancor più se avvertite che la fiducia nell'altro viene un po' a mancare. Cancro, il vostro fascino è amplificato dalla sensuale luna in Scorpione, usatelo solamente però nei riguardi della persona che amate o ci saranno delle complicazioni. Prima il dovere, poi il piacere, recita il proverbio, ma voi vorreste tanto che fosse il contrario. Leone, con la quadratura lunare alle calcagna, oggi attenti alla mancanza di tatto, che potrebbe mettervi in cattiva luce nei confronti in particolare degli sconosciuti. Servirebbe poi a voi maggiore rigore nella maniera in cui affrontate le situazioni, ancor più in quelle nelle quali vi sentite un po' più a disagio. E passiamo quindi agli amici della Vergine. Con il sestile della Luna, la voglia di far capire agli altri il vostro pensiero aumenta notevolmente. Ultimamente però ci sembra di notare che state un po' troppo tempo sui social. Le vostre spiegazioni, d'altra parte, sono perfette anche per un principiante e proprio per questo sarete ringraziati. Bilancia, dopo una breve fase intensa per via della luna in casa vostra, ora tirate un bel sospiro di sollievo. Voi volete la calma e la tranquillità. Cooperare, lo avete notato, è molto meglio che voler fare tutto da soli. Ascoltate quindi un collega che in queste prossime ore vi chiederà manforte. Scorpione, l'armonia tra la luna e il sole è un vero balsamo risanatore anche nei confronti di alcune grane apportate da quel vecchio brontolone di Saturno. Frenate la gelosia perché potrebbe incrinare un bel rapporto, tenetelo bene a mente, l'ascolto poi deve essere sempre al primo posto. Sagittario, se in questo periodo avete bisogno di fare qualche acquisto non avrete proprio difficoltà, l'importante è non sprecare, occhio al consumo di energia in particolare. La vostra strada vi insegnerà a più riprese che a volte le migliori indicazioni sono quelle interiori, voi seguitela. Capricorno, la vostra arte oratoria raggiunge vette ineguagliabili grazie alla congiunzione di Mercurio con Venere. Tutti penderanno, ma proprio tutti, dalle vostre labbra. Dopo una giornata un po' stressante, quella di oggi, finalmente il Sole e la Luna complici vi doneranno tanta, ma proprio tanta serenità, quindi quel che vi basta è un po' di pazienza. Acquario, la burbera luna in Scorpione, per niente amica nei confronti di Saturno, non è quello che ci vuole per risolvere un'intricata faccenda di cuore. Un problema potrebbe essere quello di chiudervi a riccio e non voler tentare nemmeno il dialogo, questa però è la cosa più sbagliata, vi insegnano le stelle. E chiudiamo infine con i pesci. In questo momento la vostra percezione intuitiva sarà acuita dalla luna in Scorpione e dall'arrivo di Giove nel vostro segno. Niente male proprio. Seguitele le vostre intuizioni anche quando vi sembrano insolite o prive di un fondamento logico. Vi sapranno insegnare qualcosa. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. L'appuntamento è per domani per una nuova giornata insieme. Intanto a tutti un buon mercoledì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0